A poche ore dall'entrata in vigore del nuovo DPCM, che contiene importanti restrizioni per la vita degli italiani e che potrebbe avere anche rilevanti ricadute sul mondo del lavoro e della scuola, il presidente del Veneto Luca Zaia avverte: è indispensabile scongiurare un nuovo blocco totale. Ragionamenti ne potremmo fare all'infinito, però la grande preoccupazione, se da un lato è di natura sanitaria, l'altra è di natura assolutamente produttiva. Noi dobbiamo scongiurare la nuova psicosi e un nuovo lockdown. Davanti ai nuovi dati ci si chiede, e il governatore lo chiede alla scienza, come mai la stragrande maggioranza dei casi positivi siano asintomatici. Il dato positivo, perché posso dire, la bottiglia è sempre metà piena e sempre dopo la pioggia arriva il sereno. Allora, il dato positivo è rappresentato dal fatto che il 97, ve lo risottolineo, per cento dei positivi ad oggi non ha sintomi. Guardate che è una roba che se qualcuno riuscisse a spiegarcela, vediamo tanti scienziati che parlano in TV, vanno in giro, ci dicono un sacco di belle robe. Qualcuno ci vuole spiegare perché il 97% dei positivi non ha sintomi? Zaia lancia comunque un invito ai veneti. Ogni giorno ha una sua evoluzione. Ai cittadini faccio un appello: utilizzate al di là dei DPCM, ordinanze, mi sì, mi no, il virus esiste, non esiste, i marziani, Zaia, quello tutto viene in mente. Usate le mascherine. La mascherina è fondamentale.